Anche oggi protagonista Treviso a Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Come vi hanno detto, sarà protagonista anche oggi Treviso. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. A distanza di una settimana ritroviamo Lucia Benedetti dal centro guida e servizi turistici per continuare la scoperta. Io ve l'ho detto, mi sto innamorando di questa città che offre veramente tantissimi spunti da un punto di vista turistico. Credetemi, si mangia benissimo in questa settimana di permanenza, abbiamo fatto delle mangiate strepitose, forse si vede anche. No, ma è proprio l'ambiente, il clima e l'aria che si respira in una città che offre veramente tantissimi spunti. Già la settimana scorsa abbiamo proposto ai nostri telespettatori il Duomo, però molte sono le chiese con dei gioielli a Treviso molto interessanti, Lucia. Sì, si può premettere che nell'epoca medievale si diceva che Treviso avesse più chiese che case. Infatti, se noi adesso proseguissimo il percorso qui a fianco della chiesa di San Francesco, troveremmo degli ex conventi, uno di seguito all'altro. Questo è uno dei più antichi. San Francesco è della metà del 1200 e ospita ancora oggi le due tombe illustri, quella della figlia di Petrarca, Francesca, e quella del figlio di Dante Alighieri, Pietro. Abbiamo detto molte chiese, molte epoche rappresentate. Sì, prevalentemente di epoca medievale, però c'è Sant'Agostino per esempio che è di epoca barocca, ci sono chiese rinascimentali, sempre di epoca medievale la chiesa Tempio di San Nicolò, una delle più alte d'Italia dell'epoca, che possiede degli affreschi di un artista del periodo giottesco che ha portato delle innovazioni nella storia dell'arte, Tommaso da Lucca. Lucia, è giusto dire che siamo nel quartiere dei Buranelli? È in quello che ancora oggi chiamiamo quartiere appunto dei Buranelli, che era il luogo dove i pescatori di Burano che commerciavano il pesce con Treviso trovavano un po' di sollievo, dormivano qui, avevano queste case che sono rimaste ancora oggi, sono del 1500, porticate, si affacciano sull'acqua e hanno mantenuto quell'atmosfera. Anche se adesso i pescatori non ci sono più. Praticamente queste proprio alle nostre spalle si possono ammirare proprio da questo punto. Sì, sono delle case proprio suggestive, hanno una facciata molto semplice, però ci riconducono a quell'epoca e ce la fanno anche un po' sognare, tanto che qui in questo spazio si trova sempre gente che si siede, legge, conversa, perché si ritrova un'atmosfera tranquilla e che riporta a una situazione antica. Di fronte ai Buranelli c'è anche la casa chiamata così, la casa di Giovanni Comisso, era una sua proprietà e che è stato poeta e scrittore trevigiano molto importante, amico di Montale, e si ricorda in questa griglia di ferro battuto che sta a fianco della sua casa l'avvenimento in cui lui affonda con la sua barca e sta osservando questo naufragio della sua imbarcazione. In questo luogo c'era anche il ritrovo delle donne che venivano a lavare i panni, perché nel Novecento in molti punti della città c'era questa, purtroppo non c'erano i mezzi di adesso e quindi era un luogo di conversazione ma anche di lavoro per le donne trevigiane.
Mi piace perché l'abbiamo già visto la settimana scorsa, lo ritroviamo continuando la scoperta di Treviso, questo rapporto molto particolare fra Treviso e l'acqua. Certo, è infatti chiamata da qualcuno la piccola Venezia, comunque città d'acque, perché i primi insediamenti sono stati scelti qui proprio perché c'era la presenza dell'acqua che passa dappertutto. Qui tra una strada e l'altra, nonostante le costruzioni, si vede che l'acqua è sempre presente ed è parte integrante del tessuto urbano e anche della vita stessa dei cittadini, perché il trevigiano va in canoa, passeggia, va in barca, cioè è legato all'acqua della sua città. Snack machine, muted screams of an old regime, and then something gets in, the night shit gets in. Lucia, inizio puntata abbiamo parlato dei luoghi di culto, alle nostre spalle un'altra chiesa, se anche potrebbe sembrare una cattedrale visto la maestosità, la chiesa di San Nicolò. Sì, anche questa è stata costruita nella stessa epoca di quella di San Francesco, quindi a partire dalla metà del 1200, su una chiesa precedente che potremo anche vedere perché adesso ospita degli affreschi che sono parte del patrimonio della città. Questa è così grande e maestosa anche per opera di un illustre trevigiano che è diventato Papa. L'abbiamo citato con il Duomo, Papa Benedetto XI, che si chiamava Niccolò Bocassino, e la chiesa è intitolata a lui. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori dove ci troviamo in questo istante? Qui quella che adesso si chiama Sala del Capitolo, che era la Sala del Capitolo dei Domenicani, un ordine religioso che è stato determinante, molto influente nella città di Treviso. Aveva una prima cappella che è questa, poi è stata trasformata in Sala del Capitolo quando è stata costruita la grande chiesa dei Domenicani e che adesso è una chiesa parrocchiale, e il chiostro, che era uno dei due chiostri dei frati domenicani, adesso ospita il seminario vescovile. Qui dentro c'è uno dei capolavori della città e uno dei capolavori di questo Tommaso da Modena, che è un artista non trevigiano ma che ha fatto le cose principali a Treviso. È vissuto nella metà del 1300 e ha portato delle grandi innovazioni nella storia dell'arte, perché la prospettiva, le immagini di ritratti, quindi non più delle figure stereotipate e anche un po' assenti solo in atteggiamento di preghiera, sono invece dei frati amanuensi che stanno lavorando e fanno la loro attività tutto il giorno trascrivendo i testi antichi, e lui di questi riesce a cogliere anche lo stato d'animo di ciascuno, quindi entra nella loro interiorità. C'è quello un po' sorridente, quello preoccupato, quello pensoso, e c'è uno che è conosciuto in tutto il mondo e che ci viene invidiato da tutti i musei, americani, giapponesi vengono a Treviso per vedere l'immagine di Ugo da Provenza, che è il cardinale che porta gli occhiali, ed è la prima volta nella storia dell'arte che gli occhiali vengono raffigurati. Lucia, continuiamo la scoperta di questa città. Io forse sto diventando un po' ripetitivo, però io ero stato qui a Treviso, sveliamo un aneddoto ai nostri telespettatori, tanti anni fa. Avevo un bel ricordo, ma non ricordavo la bellezza di una città che dà un senso di ordine, di tranquillità, tra l'altro con una giornata splendida come questa, una città veramente che invito a visitare tutti i nostri telespettatori. Alle nostre spalle Ponte Dante, un ponte significativo perché rappresenta l'unione di due fiumi.
Sì, allora da nord entra in città il Botteniga, che poi prende il nome di Cagnan. Si butta a sud sul Sile, anzi, proprio citando le tue parole, Sile probabilmente deriva da silente, perché dà questa atmosfera alla città tranquilla e passa, la tocca solo a sud, però incrocia in vari punti appunto il Botteniga. Qui si è chiamato Ponte Dante proprio perché Dante Alighieri ha voluto citare Treviso nella Divina Commedia, ben impressionato da questa situazione dove c'è l'incrociarsi di questi due corsi d'acqua. E poi entrambi vanno in laguna, il Sile con i suoi 100 km di fiume di risorgiva, che è anche considerato il più lungo fiume d'Europa. Vogliamo ricordare Treviso è anche una città universitaria e alle nostre spalle c'è la sede dell'università qui di Treviso. Sì, perché lì c'era l'ospedale, per la verità, fondato dai Battuti, dalla confraternita dei Battuti, poi è stato abbandonato negli anni 70 per costruire un edificio molto più grande fuori del centro storico, e questo complesso poi è stato recentemente restaurato una decina d'anni fa per insediare l'università, che a Treviso c'era già nel 1200, quindi a testimonianza della vivacità culturale, dei grandi scambi che c'erano fin da quel tempo. Ora c'è nel vecchio ospedale e nel convento che è di fronte a questo ospedale varie facoltà: giurisprudenza, lingue e letterature straniere, disegno industriale ed economia e commercio. Molte sono le offerte che voi guide qui di Treviso date, specialmente in questo periodo primaverile dove la natura si sta appunto risvegliando e dà la possibilità di scoprire degli itinerari veramente molto belli in Treviso ma anche in provincia. Certo, perché lungo il Sile ad esempio ci sono molte ville venete e quindi si visitano le ville e i loro giardini. Sono 4.300 le ville in tutto il Veneto, per cui c'è una vasta gamma di scelta per la visita. Poi ci sono le città fortificate, Asolo, Castelfranco, Conegliano. E lì percorsi naturalistici che non mancano, anche quelli, le passeggiate lungo la restiera del fiume o nei parchi, che noi abbiamo creato una cosa particolare, che sono i parchi letterari, dove dei luoghi ricordano la presenza di pittori, poeti, scrittori, perché sono stati luoghi fonte delle loro ispirazioni, e lì anche noi percorriamo quegli itinerari che hanno dato vita a delle opere di artisti famosi. L'abbiamo già fatto la settimana scorsa, vogliamo ricordare nuovamente il vostro sito internet? www.guideveneto.it. Il numero di telefono è lo 0422 56 470. Grazie. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimi istanti, rimanete con noi. Ci siamo spostati a Quinto di Treviso, a pochi minuti dal centro storico. Ci troviamo in questo momento all'Oasi di Cervara e qui con me c'è il presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, il presidente Alberto Magaton. Presidente, un parco nato nel 1991, possiamo dire più di 20 anni già d'esperienza, è diventato maggiorenne. Vogliamo raccontare ai telespettatori innanzitutto di cosa si tratta? Naturalmente si tratta di un ente della Regione Veneto che ha voluto preservare questo territorio e soprattutto tutelare questo fiume di risorgiva, il Sile. Il parco comprende 11 territori comunali e 3 province, provincia di Padova, di Treviso e di Venezia.
e la Regione naturalmente ha voluto dare uno status particolare a questa zona del parco, ha voluto dare la massima salvaguardia e tutela in maniera da poter anche preservare queste zone. Diciamo che una bella scommessa, possiamo già fare un primo bilancio, scommessa vinta? Beh, sicuramente la scommessa è stata vinta, ma soprattutto anche è stata vinta dopo un iniziale, diciamo così, scetticismo anche da parte della popolazione, e poi la popolazione ha visto che questa è un'opportunità da vincolo, è diventata un qualcosa per valorizzare ancora di più questi territori e soprattutto anche per rendere fruibili alla gente. Qui ci troviamo, abbiamo detto, in quest'oasi. Possiamo dire un po' il gioiello di questo parco? Sì, questo è un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'ente parco. Qui siamo a Santa Cristina di Quinto e questa è una zona di 25 ettari, è un sito di importanza comunitaria. E naturalmente qua si trovano specie particolari dal punto di vista sia faunistico che anche dal punto di vista proprio naturalistico. E questa riveste un'area fondamentale, strategica per il parco, perché diventa un biglietto da visita per tutti i visitatori. Ma cos'è che fa un ente come questo parco? Vogliamo dirlo ai nostri spettatori, perché molto spesso ci si chiede ma ci sono tutti questi enti, tutte queste istituzioni, ma cos'è che fa tutti i giorni il parco, quest'ente? Beh, tutti i giorni si prende cura di questo parco, Cosa non da poco. Non da poco, perché sì, dimentichiamo che il fiume è lungo circa una settantina di chilometri dalle risorgive fino a Porte Grandi, fino a che sfocia in laguna, quindi diciamo che di lavoro ce n'è molto da fare e soprattutto da tenerlo sotto controllo in maniera che vengano rispettate tutte le normative. Quali sono i prossimi grandi obiettivi, i prossimi progetti? Beh, fra gli obiettivi c'è quello di renderlo ancora più visitabile attraverso percorsi ciclopedonali, passerelle, cercare di renderlo veramente alla portata di tutti quanti, in maniera che possano viverlo e possano apprezzarlo. Entriamo nello specifico, parliamo adesso di quest'oasi. Sono qui con Erminio Ramponi, responsabile dell'oasi di Cervara. Abbiamo detto quest'oasi proprio uno dei punti più belli, il gioiello di questo parco. Sì, l'oasi di Cervara rappresenta uno dei punti di visita maggiormente attrezzati all'interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e rappresenta l'ultima grande palude che è sopravvissuta lungo il corso del Fiume Sile. Qui siamo circa a metà strada tra le sorgenti del Sile, in comune di Vedelago e Piombino Dese, e la città di Treviso. Cos'è che trova qui il visitatore? L'oasi di Cervara è, come dicevamo, un punto attrezzato per la visita. Ci sono percorsi naturalistici che sono fruibili nel fine settimana, quindi sabato e domenica, e durante la settimana invece per le scolaresche tutti i giorni. Lungo questi sentieri naturalistici noi organizziamo delle visite guidate, organizziamo dei laboratori, organizziamo delle attività rivolte ad esempio anche ai fotografi naturalisti che qui possono riprendere la fauna selvatica che vive nella riserva. Tra l'altro avete dei progetti anche molto particolari, uno è elencato proprio nelle bacheche qui alle nostre spalle. Certo, nel 2009 grazie al sostegno di Fondazione Cassamarca è stato avviato questo progetto a favore del ritorno della cicogna bianca lungo l'alto corso del Sile. In questi anni ci stiamo occupando dell'accudimento di alcune cicogne, di alcune coppie di riproduttori che si stanno riproducendo all'interno della nostra voliera e permetteranno di ampliare la popolazione di cicogne che abita il Parco del Sile. Tu hai parlato già del vostro pubblico, del vostro target, così si usa a dire, specialmente in questi ultimi anni, quindi molte famiglie, specialmente nel weekend, le scolaresche in questo periodo, ma naturalmente anche molti gruppi. Sì, noi siamo sempre felici di poter accogliere anche comitive, gruppi organizzati che provengono dall'Italia ma anche dall'estero e proponiamo all'interno del parco sempre degli itinerari diversi per la scoperta della natura e della storia di questo territorio. Mi piaceva appunto che l'hai già citato tu prima, voi in particolar modo per le scolaresche organizzate anche dei laboratori, tra l'altro di laboratori dove i ragazzi riescono veramente a vivere a contatto con la natura. Certo, è possibile fare delle
normali visite guidate della durata di 2 ore all'interno del parco, ma anche dei laboratori approfonditi grazie ai quali i ragazzi possono entrare nello specifico di determinati aspetti, ad esempio studiando il piumaggio degli uccelli, la differenza tra i vari becchi nei vari gruppi di uccelli, e questo permette l'avvicinare i giovani alla natura. Vogliamo dare delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori? Mi dicevi che c'è un sito internet e anche un numero di telefono per avere delle informazioni oppure per prenotare proprio le visite. Sì, il modo migliore è sicuramente visitare il nostro sito web, che è www.oasicervara.it. In questo sito sono elencati tutti i contatti possibili per raggiungerci, sia dal punto di vista stradale che dal punto di vista telefonico. Il sito è sempre aggiornato anche sulle attività che di mese in mese vengono proposte all'interno del parco. Vogliamo ricordarlo nuovamente, così abbiamo intanto i nostri telespettatori hanno preso carta e penna e possono segnarlo con tranquillità. Certo, nuovamente oasicervara.it. Qui naturalmente c'è tutti i numeri telefonici, vogliamo ricordare velocemente anche un numero di telefono? Ok, allora il nostro numero è 0422 23 815. E per chiudere questa puntata io chiederei se mi può raggiungere anche il presidente del Parco Naturale Regionale del Fiumicino. Devo scriverlo, presidente, perché è troppo lungo il vostro, no? Sto scherzando. Naturalmente voleva anche lei ricordare il sito internet della vostra Molto più corto, è parcosile.it, sito istituzionale. E allora, visto che stiamo parlando di siti internet e di tutto, voglio ricordarvi naturalmente, perché noi non siamo da me, non sto scherzando naturalmente, comunque il sito internet di Telechiara, www.telechiara.it, naturalmente trovate la nostra pagina dedicata, se volete mettervi in contatto con noi viaggiando@telechiara.it. Altre informazioni per tutti i cibernauti, voglio ricordarvi la nostra pagina su Facebook, quindi cercateci, diventate i nostri fan cercando Viaggiando, e YouTube, il nostro canale Telechiara Produzione. Fra qualche giorno troverete questa puntata, ma naturalmente anche tutte le puntate precedenti. Per cercarci appunto su qualsiasi motore di ricerca, Viaggiando, oppure il nome e cognome sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Grazie mille, grazie per avermi fatto visitare e scoprire quest'angolo di natura meravigliosa. Noi settimana prossima ancora di provincia di Treviso, perché ve l'avevo promesso, vogliamo rimanere per un lungo periodo per scoprire questa provincia. Nelle settimane scorse e anche questa settimana abbiamo scoperto un po' il centro storico di Treviso. In questa seconda parte abbiamo potuto ammirare alcuni gioielli nella periferia, comunque nelle vicinanze di Treviso. Comunque è una provincia veramente molto ricca, che dà delle offerte turistiche veramente a 360 gradi, e per questo voglio ringraziare il Consorzio Marca Treviso, che sta collaborando con noi per quanto riguarda la parte organizzativa, ma naturalmente anche per l'ospitalità. Con questo è veramente tutto, mi fanno dei cenni stranissimi, quindi vuol dire che siamo in un ritardo folle. Grazie naturalmente a tutti quanti voi, l'appuntamento con noi è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi. We were the young, we were the strong, we were the young, Radiolarians. We were the young, we were the strong, we were the young, Radiolarians. We were the young, we were strong, we were the young, Radio